Scritte offensive nei confronti di Bebe Vio sono ricomparse ad un anno di distanza dal caso che indignò i moglianesi e non solo. La prima volta capitò nel giugno del 2017, quando delle frasi ingiuriose erano apparse su una panchina davanti al municipio. Da pochi giorni altre scritte sono riapparse a ridosso di una fermata dell'autobus, in un cartello che pubblicizza i gruppi di cammino, fra lo stupore dei passanti che hanno telefonato in redazione segnalando con sdegno questo ennesimo sfregio nei confronti della loro concittadina stella dell'atletica paralimpica. Io sto tanto male. Queste scritte quasi scritte da persone che non ragionano. Nel giugno dell'anno scorso i carabinieri avevano individuato il presunto autore dei messaggi comparsi in piazza Caduti a Mogliano, facendo scattare la denuncia nei confronti di un cinquantenne con l'accusa di diffamazione aggravata per aver insultato un soggetto disabile. Fatto non isolato però, all'epoca Bebe Vio venne offesa anche in una pagina Facebook che venne prontamente rimossa. La campionessa, presa dallo sconforto tipico di chi dopo aver fatto molto per aiutare gli altri e combattere per le buone cause, dal mondo della disabilità e del volontariato alle vaccinazioni per la meningite, diventata suo malgrado oggetto di odio, insulti e denigrazione, decise comunque di formalizzare una denuncia a carico di ignoti in tutti i casi che la vedevano protagonista di offese ed ingiurie. Anche il sindaco di Mogliano, Carola Arena, all'epoca dei fatti si era impegnata a far cancellare il più presto possibile quello che definì un ignobile gesto. Resta il dubbio sulle scritte segnalate. Se sono state fatte di recente, ci si augura che il responsabile di turno venga individuato. Se invece le scritte a 2 passi dal centro storico risalgono al primo raid del 2017, la richiesta dei cittadini è che vengano rimosse al più presto, visto che peraltro si trovano proprio davanti ad alcuni uffici comunali. Spero che venga cancellato tutto quanto prima.